Ci sono settimane e settimane, sapete, no? Nell'aria si respira. Certo, l'aria fresca di fine gennaio, ma soprattutto l'aria fresca del derby numero 164. E non è un derby, è il derby d'Italia. E bisogna ribadirlo, sottolinearlo, evidenziarlo. Domenica 3 febbraio, ore 15, Stadio Mario Battaglini, FMCZ Rugby Rovigo Delta, Petrarca, Padova. L'aria è fresca perché quella dell'alta classifica, entrambe prime a 44 punti. Ne parleremo oggi, puntata speciale, ospiti speciali. Vogliamo andare dentro questa sfida e lo facciamo con il pilone della FMCZ Rugby Rovigo Delta, Federico Pavesi. Ciao Fede, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Poi abbiamo voluto rinnovare quella che è la tradizione nel pre-derby di invitare un cugino. Poi ci sono varie teorie, ce li abbiamo, non li abbiamo, insomma adesso siamo tutti cugini, va bene così? Damiano Borian, Petrarca Padova. Ciao Damiano. Ciao Damiano, buonasera. Allora Fede, come sempre, passo indietro, analizziamo quanto è successo a Roma, poi pian piano ci avviciniamo, no? Questa Esatto. Sì. Sì, appunto parliamo della scorsa partita contro la Lazio, che la scorsa settimana abbiamo ripetuto più e più volte che di non sbagliare con l'atteggiamento inizio partita, perché lì da loro più che altro è un campo abbastanza ostile, perché loro la mettono sulla prova del carattere, rompono, sono abbastanza rognosi sui punti di incontro, infatti è stata una partita un po' combattuta lì. E poi alla fine abbiamo mantenuto il possesso fasi, infatti il nostro gioco è uscito pian piano. Ecco, tra l'altro Fede c'è da aggiungere che la Lazio è una squadra che gioca un po', diciamo un po' come noi, piace muovere tanto la palla. Esatto, sì. Storicamente un punteggio sempre altissimo, tante mete, tanti punti. Sì. Diciamo che Rovigo aveva un po' messo in sicurezza intorno al 30esimo del primo tempo la partita, poi esatto. Non dico accademia per carità, però insomma è molto No, esatto, noi abbiamo fatto le prime 3 mete, poi loro ce ne hanno fatta una, anzi due noi e una loro, poi abbiamo subito rimarcato con altre 2 marcature, diciamo che ci siamo portati già col bonus offensivo di 4 mete già verso il 30esimo, quindi solo che in quei momenti lì non devi mai abbassare la guardia, quelli siamo detti in campo, perché basta un attimo appunto contro la Lazio, che è una squadra che gioca tutto, cioè che se magari tutto è sempre. Esatto, tutto è sempre, se magari calci e non calci fuori, non ti deve aspettare la touche, ma sai che giocano sempre, quindi sempre sull'attenti. Tanto Damiano, con voi la Lazio aveva perso 15-12, se non ricordo male la Guizza, per cui insomma una sfida che... Era stata una sfida molto tirata, sì. Ecco, un Petrarca che arriva alla vittoria nel derby con Valsugana, anche lì sembra una sfida semplice, poi comunque è stata raggiunta nel corso del secondo tempo. Un Petrarca insomma, che quando deve affrontare il Valsugana, a prescindere dalla prima di campionato, insomma è sempre un derby che è per voi. Certo sì, anche se onestamente per me, ma anche per la maggior parte dei giocatori è un altro derby, diciamo. Eravamo abituati a combattere il derby solo con Rovigo, quest'anno combattiamo questo derby anche contro Valsugana, che appunto, come lo dice la parola, è un derby, e senz'altro loro hanno messo il 100% sia nell'andata sia nel ritorno. È una squadra che è cresciuta molto, ha un pacchetto di mischia performante, nonostante sia nella bassa classifica, il loro pacchetto di mischia è uno dei migliori del campionato, quindi diciamo che è una squadra sì, da non sottovalutare. Ecco, allora Fede, noi torniamo da Roma con 5 punti, quindi esatto, bottino pieno. Bottino pieno. Sì. Tra l'altro agganciamo, come dicevamo prima, il Petrarca che vince per pochi punti, per cui il 4-1 è la serie. Lazio cosa ci dice in più rispetto a quanto è successo a, non so, a Waterloo piuttosto che a San Donato? Beh, con la Lazio, cioè noi ogni partita ci fermiamo sul fatto che noi dobbiamo esprimere il nostro gioco, cioè con qualsiasi squadra in cui ci troviamo di fronte, e partita dopo partita, questo qua è il nostro obiettivo, e man mano Lazio, Padova, Mogliano, Reggio, così via. Ecco, cosa resta della vittoria nel derby col Valsugana in casa Petrarca? Beh, senz'altro un po' di amarezza per il risultato, che poteva essere migliore, potevamo portare a casa 5 punti che in questo momento ci avrebbero dato sia forza per morale per affrontare il derby della prossima settimana, sia un punto in più in classifica, che in questo caso ci avrebbe fatto comodo perché ci avrebbe distaccato, sebbene di poco, però comunque da Rovigo. E quindi sì, un po' di amarezza, però c'è anche tanta consapevolezza da parte dei giocatori che stiamo affrontando un percorso, la società e noi abbiamo fatto delle scelte, e quindi diciamo che è un lavoro che necessita di un po' di tempo, quindi sapevamo che potremmo aver avuto qualche problema, ma siamo confidenti e continuiamo a lavorare
testa bassa, avanti. Ecco, la pazienza che era una parola abbastanza ricorrente a Rovigo nelle prime settimane di lavoro, no? Esatto. La ritroviamo nel Petrarca a gennaio, perché è uno strano incrocio anche qui. Sì. Quindi la pazienza paga, il lavoro paga, no Fede? La pazienza paga e inoltre la pazienza è la virtù dei forti, quindi anche questo. Sì. Quindi anche a Padova c'è, insomma, si è sentito parlare marcato che c'è qualche cambiamento in atto, per cui questo discorso della pazienza immagino fosse... Esatto. Quindi non ti chiedo di niente ovviamente Damiano, se vuoi dirlo noi apriamo i microfoni, le casse nelle case di tutti i nostri tifosi, però sappiamo che non lo puoi fare, per cui va bene. Facciamo una cosa, andiamo al Giulio Onesti a vedere la vittoria della Femici Z Rugby Rovigo Delta, poi rientriamo in studio perché, ricordiamolo, domenica c'è il derby. L'avventura nel top 12 2018-2019 scollina in questo momento con la prima giornata di ritorno di Borzone di incunearsi. Matteo Ferro è qui, da là alla corsa di Julien Ibert con una mano, cambio di senso, Chillon Mantelli attacca Mantelli nel traffico, fa strada, c'è sostegno di Alberto Chillon che cambia l'angolo, ancora Enrique Brugnara, Rovigo si distende con Julien Ibert, le lunghe leve di Julien Ibert, la meta della Femici Z Rugby Rovigo Delta dopo una bellissima azione alla mano. Arriva anche la trasformazione di Leo Mantelli, non poteva mancare, per cui lui poi prosegue, ex di turno, giocato proprio alla Lazio l'anno scorso. Tenuto, Rovigo non gioca, Rovigo attacca, Chillon, il kick and chase per Gianmarco Vian, vediamo se riceve il pallone Gianmarco Vian, c'è anche Matteo Ferro in mezzo, decide di toccare lui, seconda meta per la Femici Z Rugby Rovigo Delta, che quest'oggi occupa lo slot, quello più naturale per lui, di numero 10. Arrivano anche i 2 punti di Leo Mantelli, avanzamento reale. Ora Gianmarco Duca prova a stare in piedi per impostare il drive, quindi ha cercato di sollecitare i propri compagni a spingere insieme, ma non è riuscito. È stata brava Rovigo a mettere giù il giocatore numero 4. Mani in rack, vantaggio per la Lazio. Bolsonella fischia. Qui Lazio che può giocare velocemente, ci riesce con la meta in questo momento di portare lo score a 7. Così avviene, per cui al 24esimo ripartirà con i lenti, con Matteo Canali, Matteo Ferro con il pallone tra le mani, Bruno che lo guarda, non lo perde d'occhio, sostenuto anche da Edo Lubian, sta andando oltre Matteo Ferro. Si deve giocare, questo vale assolutamente. C'è la meta del Rovigo, con Federico Pavesi. 21 punti grazie alla trasformazione che arriva in questo momento di Leo Mantelli. Rovigo 21, Lazio 7. Chillon litiga un po' con il pallone, Matteo Ferro chiude la spalle come sempre fa. Strada, ancora Chillon per Riccardo Brugnara, seconda linea d'attacco, Mantelli possibile, quarta meta per Rovigo. Vian rientra, riesce a stare in piedi, mette la palla a disposizione, era buona difesa al largo da parte della Lazio. Niber perde il pallone, tutto buono forse nella meta, c'è la meta forse in questo caso, no, manca pochissimo. Rovigo ci ha provato con Enrique Brugnara che riceve ancora il pallone, il suo classico piede perno e fa un capolavoro Riccardo Brugnara. Trazione di Leo Mantelli a cercare l'H viene infilato sulle bandierine. 28, palla tra i piedi Matteo Ferro, l'inserimento di Guido Barion, finta al loop, va a lui, Chillon nel senso, Antol come primo centro, attacca Diego Antol, non si fa sfuggire la preda Coronel. Sfida tra argentini con Julien Ibert, come sempre il primo, noce di cocco, Matteo Canali, finta di aprire, va lui, l'offload per Denis Majstorovic, ben imbragato da giocatori della Lazio, fuori per David Odiete, e vuoi che manchi David Odiete? Nelle due esperienze con Benetton e Zebre, una parentesi a Mogliano. Arriva anche la trasformazione di Leo Mantelli, questa touche completa la presa di Elia Venco, ultimo blocco, Antol interno per Mantelli, non riesce alla quantità per Alberto Chillon. Ancora però molto bravo Julien Ibert ad alzare il pallone dalla rack, la spalla, il contatto di Jacques Monberg al limite dei 22. Alberto Chillon, Leo Mantelli fuori per Denis Majstorovic, buono l'argine della Lazio in questo caso. Matteo Canali pesta sui piedi, le mani di Blessano, perde gli appoggi, per cui Rovigo può ancora distendersi con Niber, e un passaggio per Massimo Cioffi che potrebbe essere buono stavolta verso la sesta meta, e questa volta tutto regolare, sorride Massimo Cioffi. Non c'erano tante speranze per la Lazio, almeno quanto sembrava sul campo. Mantelli poi infila anche questa, riesce a prendere le gambe del capitano, ma è bravo Vecchini a portare avanti ancora questo pallone. Ancora possesso Rodigino con Diego Antol che prova a debordare
assorbe 2-3 difensori, deve andare a terra per evitare il chop tackle e il turnover. Piva, Matteo Canali, reverse pass per Momber che non si fida delle proprie mani, si fida molto di più del suo fisico e taglia fuori Gianmarco Duca e riesce a trovare un buon avanzamento. Ancora Matteo Ferro, stretta per Michele Mantovani, buona alle mani per Massimo Cioffi che resta in piedi. Una, mamma mia che corsa di Massimo Cioffi, che ne siede 3, gli step atomici del giocatore beneventano Piero Dominguez che non tarderanno, per cui ottava meta rossoblu 56-7. Grande tribolazione, nel frattempo Coronel resta fermo a terra. L'orgoglio però non viene mai meno per quanto riguarda il team di casa, ed è buona l'azione di Brui. Un altro aspetto che la Lazio potrebbe perdere anche di 100 punti, la segnatura che potrebbe avvicinarla all'obiettivo finale, visto ormai la situazione che la vede sotto di più di 40 punti. Arriva alla terza meta, arriva anche il subire l'ulteriore meta. La Lazio che ha questo obiettivo finale, un obiettivo che sicuramente cercherà di raggiungere nei prossimi 8 minuti abbondanti. Turnover, Rovigo, palla indietro, Matteo Canali a contatto su Coronel, avanza il Romano, ancora David Odiete, la velocità di David Odiete, arriva la segnatura. Piero Dominguez per la trasformazione, stavolta non entra. Antol e Riedi, altra fase però, altra possibilità, palla indietro, c'è la possibilità della meta. Esultano i giocatori laziali perché la meta arriva da Ceballos, contenuta l'offensiva laziale in un primo momento, per la prima volta nel massimo campionato italiano. Il Verona che sfidava i vice campioni d'Italia, che muove al largo con lo scontro su Luca Borin da parte del numero 6 Corcos. Il passaggio però in avanti e finisce ufficialmente la partita qui dalla Giulio Onesti di Roma con la vittoria della Femice Z Rugby Rovigo Delta per 61-24, 9 mete a 4 per i rossoblù. Dopo la parte iniziale è ovvio che adesso ci buttiamo dentro a quello che è il derby numero 164, the one and only, l'unico vero derby d'Italia. Ogni tanto lo ricordiamo perché c'è qualcuno che si dimentica di questa cosa. Fede, insomma, tu di Rovigo non sei, lo stai diventando, lo sei diventato. Esatto. Damiano idem, perché voglio dire anche lui Petrarchino non è, o meglio Padovano non è, Petrarchino probabilmente è diventato nel corso di questi 3 anni, la terza stagione. Come si vive sta roba da... Allora... Tanto cos'è? Cos'è la settimana santa, come diciamo qua. E anche se i primi anni così venivano da fuori, la sensazione, le emozioni le senti fin da subito, un po' magari di nervosismo. C'è chi vorrebbe giocare già domani contro Padova perché appunto è teso eccetera eccetera, però è una bella settimana, ecco. Ora Damiano, io vorrei citarti, cantarti no perché non ce la faccio, una canzone che più o meno torno al, non mi ricordo la data, intorno al 18 maggio, qualcosa del genere, 19, l'anno scorso diceva: io Petrarchino che sono io, Petrarchino che non sono altro, poi l'altro Rovigotto mai sarò, eccoci, per cui perché in Veneto comando io. Benissimo, vedi, proprio ci siamo, è proprio questo lo spirito, no? Sì, diciamo che anche per noi è così, come dice Fede, è una partita che si sente più delle altre, non è una partita come le altre assolutamente, sia per il clima durante la settimana, degli allenamenti, la tensione, sia anche per le sensazioni che io personalmente, ma penso che sia così un po' per tutti, si provano in campo. C'è questa eterna rivalità che porta tutto all'estremo secondo me, e penso anche che, come si è visto l'ultima volta, sfortunatamente per noi abbiamo perso, però Padova-Rovigo è sempre la partita più bella del campionato top 14 secondo me. C'è sempre la sensazione, Damiano, che questo estremismo, come un po' l'hai tirato fuori tu, sia più dalla parte di qua dell'Adige rispetto di là. È vero o non è vero? Ma il mio parere personale, quindi non parlo per altre persone, penso per quello che ho potuto vedere io in questi anni da Petrarchino, è che c'è molto dalla parte del tifo, dalla parte della città, c'è molta più unione alla squadra di Rovigo. Però penso che all'interno della squadra, all'interno dei giocatori, all'interno della società, questa cosa sia a pari livelli per entrambi. Non vorrei usare la parola odio perché nello sport nostro non esiste, però è una forte rivalità
che appunto quindi è molto sentita. Forse non come a Rovigo a livello di pubblico e di città, però sicuramente all'interno della squadra allo stesso modo, se non mi permettere di dire forse anche di più a Padova. Ecco, c'è qualcosa, c'è stata una battuta, non vogliamo sapere di chi, magari che ti hanno fatto prima di un derby o in generale su Rovigo e ti ha fatto capire questa cosa? Ma più che battute, tu intendi battute? Cioè battuta nel senso un'espressione, una frase, sì, che ti ha detto, ah, allora proprio è vero che è così. Guarda, la prima frase che ho sentito contro Rovigo è stata Neri Neri Merda, il canto, il classico canto Neri Neri Merda. E diciamo che a me onestamente a me piace che ci sia anche questo coro, questa enfasi da parte della tribuna di Rovigo, perché soprattutto quel Battaglini mi carica un sacco, è una motivazione in più per fare ancora meglio, per togliermi una soddisfazione, no? Certo. Ma all'interno della società, di gente, il tuo compagno storico, insomma? Diciamo che all'interno della società, più che battute, ovviamente si sa quando si fanno le riunioni, così si è concentrati, si dice non si devono fare queste cose, però più che battute è lo stato d'animo e lo spirito che c'è nella settimana prima di Rovigo, che è uno stato d'animo, uno spirito che non c'è con le altre squadre, o meglio, ovviamente la concentrazione e il focus c'è sempre, ma c'è questa cattiveria agonistica, questa fame che contraddistingue la settimana antecedente Rovigo rispetto alle settimane con le altre squadre, insomma. Fede, quanto ho chiesto a Damiano, no? Qualche battuta, qualche roba, a parte, vedi tu, ecco. Vabbè, credo che quella più classica l'abbia già detta lui, Neri Merda, che la ripetiamo sempre, quando vinciamo, quando perdiamo, e sì. Ecco, sfattiamo un po' sta cosa, ci siamo, non ci facciamo grossi problemi. Da un punto di vista mediatico, nazionale, neofiti forse, hanno sempre un po' questa puzza sotto il naso e dire ci sembra sbagliato, posto in questa maniera nei confronti del Petrarca. Allora, c'è da dire che anche a Rovigo c'è gente che non apprezza questo modo di esprimersi, per carità, però ho apprezzato molto, Damiano, quello che hai detto tu, nel senso che non è percepita come un qualcosa di grave, è uno stimolo. Io mi ricordo, dicevo con Mante a Sveraga. Sì, se posso permettermi, è una tifoseria e diciamo è giusto che sia così, è giusto che supporti la propria squadra nel modo in cui è sempre stato abituato a farlo, diciamo, quindi come l'Inter, il Milan, le squadre di calcio di Serie A hanno le loro tifoserie, Rovigo ha la sua tifoseria e credo che, senza togliere niente a tutte le altre, però penso e credo sia la migliore d'Italia, perché ogni volta che si gioca contro Rovigo, tamburi, fumogeni, cartelloni, è un bel clima anche quando giochi contro di loro. Ecco, sai che adesso tu in Clubhouse domenica avrai 3, 4, 5 mila birre pagate per questa cosa qua. Però anche su Galeazzo, storico giocatore del Petrarca, voglio dire, non si è mai risparmiato nessun tipo di epiteto o comunque aggettivo qualificativo poco carino, però lui è sempre rappresentato un mito e comunque c'è un grande rispetto fra le due squadre, per cui a prescindere, insomma, c'è questa grande considerazione. Considerazione anche che mi ricordo l'anno scorso in semifinale, mi ricordo Marcato disse, preferisco incontrare, o in finale, scusate, preferisco incontrare Calvisano rispetto a Rovigo, perché là sarebbe stata un'altra cosa, no? Sì, è vero, è vero. Ecco, Fede, entrando in ambito tecnico, Dimmi. chiave del match per te? Chiave del match per me, scusami, è l'atteggiamento e il carattere, che è quello che c'è sempre, come si dice, contraddistinto fino a queste partite, perché gli errori tecnici ci possono stare, ma è l'atteggiamento nel correggere, nel far di più che fa la differenza, ecco. Damiano? Ma secondo me l'attitudine, l'atteggiamento e il carattere, penso in una partita così non manchino mai da ambo i lati. Bisogna riconoscere anche che Rovigo sta vivendo un bel momento, è molto in forma e al contrario di noi invece che siamo lì, però abbiamo avuto qualche piccolo incidente di percorso, qualche piccolo problema che si sta risolvendo. Quindi io penso che la partita sarà dura come ogni altro derby e secondo me se la porterà a casa chi sarà disposto a sacrificarsi di più, chi lascerà tutto in campo, e gli errori, come dice lui, si commettono sempre da ambo le squadre, quindi sarà la capacità della squadra che riuscirà a sfruttare meglio gli errori dell'altra squadra e si risolverà così.
sicuramente non sarà una partita che finirà con un ampio distacco, secondo me, sarà tirata fino alla fine. Ecco, a Padova si sta facendo un po' di pretattiche, nel senso che il periodo non stupendo del Petrarca, tantissimi infortuni che in realtà avete, insomma, mettono qualche dubbio o tolgono un po' di confidenza diciamo, all'ambiente più che alla squadra non lo so, però più di altre volte a livello proprio di mondo petrarchino si sta mettendo le mani avanti, come dire, diamo l'attenzione che rischiamo parecchio. Il fatto che tu dica, secondo me, finirà con uno scarto minimo, in realtà vuol dire che dentro di voi avete una fiducia molto più alta rispetto a quello che si possa percepire in questo momento. Sì, esatto. L'attenzione mediatica purtroppo a volte non è sempre il riflesso di ciò che si vive all'interno della squadra. È vero, è innegabile che stiamo affrontando dei problemi, soprattutto col pacchetto di mischia a causa di infortuni, cartellini rossi e quant'altro. Abbiamo molti giocatori purtroppo infortunati per un lungo periodo, però allo stesso tempo abbiamo tutti i giocatori necessari per poter fare qualsiasi altra cosa, perché siamo un gruppo di 40 persone di cui ognuna è all'altezza della situazione. Quindi penso che sì, è vero che siamo in un momento di difficoltà, ma questo non determina né paure né altre cose, nel senso noi siamo confidenti in quello che sappiamo fare, la stiamo preparando nel migliore dei modi, con il migliore degli atteggiamenti, quindi come dicevamo prima c'è sempre un po' di pepe al culo prima di queste partite perché è speciale, però siamo tranquilli perché la stiamo preparando bene e siamo confidenti di chi andrà in campo. Ecco Fede, insomma, toccando tutto quello che c'è in giro, è anche vero che nei derby la squadra molto spesso sfavorita è quella che tira fuori dal cilindro il coniglio, Esatto. E il coniglio questa volta vedremo un po' quale sarà, però diciamo che su me nel derby non c'è nessuna sfavorita, ecco. Perché il derby è una partita a sé, quindi due squadre come se si azzerasse tutto e si giocassero solo quella partita lì. Ecco, Mercato ho sentito la settimana scorsa diceva che secondo lui il Petrarca ha la rosa più completa in assoluto di tutto il campionato. Sei convinto anche tu? Io sì, sono completamente d'accordo perché, come dicevamo prima, a parte gli infortuni che in questo periodo ci hanno un po' massacrato, diciamo che in ogni ruolo ci sono dai 2 ai 3 giocatori che possono coprire questo ruolo e tutti competenti. Quindi penso di sì. Penso che forse non siamo l'unica squadra, però siamo una delle poche squadre in questo campionato che ha a disposizione una rosa così ampia e con così tanta qualità. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire i rumors che arrivano dagli altri campi del top 12, poi rientriamo per l'ultima parte di Rugby House. Nonostante siamo solo alla seconda giornata del girone di ritorno, questa rischia di essere una partita da dentro fuori per le Fiamme Oro, che domenica alle 15 alla caserma Gelsomini ospitano il Valo Rugby, reduce da una vittoria negli ultimi minuti la scorsa settimana e quarto in classifica con 4 punti di vantaggio proprio sulle Fiamme Oro. La squadra della Polizia di Stato deve quindi vincere contro una diretta avversaria e approfittare del risultato della partita tra Petrarca e Rovigo per rientrare nel treno delle prime 4, obiettivo minimo stagionale. Di certo la pressione è tutta contro le Fiamme Oro. Al contrario, Valo Rugby verrà a Roma a giocarsi la partita consapevole dei propri mezzi, sapendo però che un risultato negativo non andrà a incidere sulla classifica finale. Fondamentale, come sempre detto, i punti di bonus che fino a questo momento stanno decidendo la classifica. Dopo aver messo paura niente meno che al Petrarca campione d'Italia, il Valsugana Padova attende al varco Mogliano. Sabato allo stadio Plebiscito si sfidano 2 squadre che ad inizio stagione venivano date tra quelle che avrebbero lottato certamente per la salvezza. Il cammino in campionato dei trevisani allenati da Andrea Cavinato ha invece sorpreso gran parte degli osservatori, tanto che per un paio di settimane i leoni bianco-blu hanno fatto capolino addirittura tra le candidate ai play-off, prima di scivolare verso metà classifica. Per il Valsugana, viceversa, alla prima esperienza in massima serie, è stato subito chiaro che nulla gli sarebbe stato regalato lungo la strada. Da questo punto di vista, comunque, la banda biancazzurra agli ordini di Pollarù ha finora dimostrato di aver fatto tesoro delle difficoltà iniziali, sorprendendo in casa Viadana e Sandonà
incassando bonus preziosi con avversari del calibro di Rovigo, Fiamme Oro, Valoregbi Emilia e Petrarca, e strappandone uno anche sul campo dei diretti concorrenti Lazio e Verona, che nel ritorno dovranno venire a Padova. Senza contare che Pivetta e compagni hanno raggiunto, a sorpresa ma con pieno merito, la finale di Coppa Italia, mettendo in fila Verona, San Donà e lo stesso Mogliano. Quello che sarà diretto dall'arbitro Gnecchi di Brescia, assistito da Franco di Pordenone e Trentin di Lecco, si presenta insomma come un match tutto da scoprire. Gli ospiti arriveranno a Padova con un vantaggio di 12 punti in classifica e forti del successo colto all'andata, quando la mischia bianco-blu mise in forte crisi il 15 di Altichiero, che proprio sulla solidità del suo pacchetto e sulla conquista nelle fasi statiche ha costruito la sua credibilità. Fari puntati dunque su Mischia e Tush, ma anche sulle qualità di tanti giovani che compongono le rose di Valsugana e Mogliano, ben alimentate da due tra i migliori vivai d'Italia. Ultima parte di Rugby House, come vedete insomma i contenuti sono tantissimi, le attese sono alte, ovvio, poi tra l'altro entrambe appaiate, prime in classifica, nemmeno nel scriverlo insomma a settembre poteva essere così. Allora, un pensiero riguardo a questo derby, Fede? Un pensiero riguardo a questo derby è che essendo la miglior tifoseria per il campionato italiano, faccio un invito a tutte le persone, a tutti i tifosi, a tutti i bambini, donne, uomini di venire allo stadio a sostenerci perché appunto come ha detto lui prima è la miglior tifoseria d'Italia. Damiano. Io a mia volta non voglio neanche tirare in mezzo le ombre nere perché so che come sempre sono i nostri più fieri, grandi sostenitori e saranno sempre al nostro fianco e li vorrei prima di tutto ringraziare, non vorrei neanche chiedere che venissero perché so già che verranno. Ma estendo l'invito a tutti gli altri padovani che vengono a supportarci, vengono a farsi sentire e a far vedere che anche Padova ha dei tifosi all'altezza di questo match. Ecco, il contorno del derby, tifosi, giustamente tifoseria rosso-blu, ombre nere, tanto sono anche molto simpatici come ragazzi, Sì, sono piacevolissimi, l'invito lo estendiamo anche noi, insomma, si parla sempre di evento, si parla sempre di sfide, questa è una giornata in cui bisogna esserci per sostenere queste due squadre, sostenere il rugby, sostenere un ambiente che è un'emozione che oltre al campo come vivono loro anche sugli spalti ha sempre un retrogusto diverso. Tra l'altro alle 14:15 domenica si inaugurerà la nuova lounge hospitality dello stadio Mario Battaglini, questa area dedicata agli sponsor, alle istituzioni, insomma pian piano si sta rinnovando anche quella che è la riqualificata tribuna Ovest, la tribuna Lanzoni, per cui sarà anche un bel modo per aprire questo derby d'Italia numero 164. Per chi non lo sapesse è una sfida che è nata nel 1948, per cui sono 70 anni, 71 anni di sfide, 25 scudetti, 1000 leggende che continuano e continueranno sempre. Una cosa interessante che non ho detto, era previsto oggi anche la presenza di Bibi, Nicola Quaglio, che è stato convocato in nazionale all'ultimo secondo, perché in bocca al lupo a Bibi, insomma era presente i nostri colori sia in Celtico, in Pro 14, sia nella Sei Nazioni 2019, per cui rappresentaci al massimo, ci sarà un'altra occasione per poter condividere insieme la trasmissione, ci mancherebbe. Fede, abbiamo parlato con Nico D'Amico, tuo compagno di casa, insomma della vostra amicizia. Voi che alternate nello slot numero 3 avete instaurato anche un bel rapporto. Sì, perché ha aiutato il fatto magari che da quest'anno abitiamo assieme, poi c'è sempre stato, come tra virgolette, del feeling, siamo simpatici a vicenda, eccetera, eccetera. E poi come hai detto tu, parte uno, sei l'altro, parte quell'altro, quindi esatto, siamo... Beh, bello così, no? Dicevo, esatto, Nico, sì, è molto bello, sì. Damiano, tu hai qualche rapporto speciale dentro la squadra? Hai qualche amico in più o storico con cui è legato di più? Ma diciamo che come in ogni gruppo ci sono quelli più simpatici, quelli meno simpatici, quelli con cui si passa più tempo o meno tempo, però devo dire che nella nostra squadra è un gruppo giovane, omogeneo e infatti ci sono 3 giocatori che sono appunto Saccardo, il capitano, Michele Rizzo e Marchetto, che sono quelli un po' più esperti, diciamo. Però per il resto siamo un gruppo giovane, quindi con molte cose in comune,
molti sono amici che conoscevo prima dall'accademia, soprattutto i più giovani, 98, 99 così. Ho fatto qualche raduno con la nazionale con alcuni, quindi diciamo che sì, magari c'è qualcuno che conosco da più tempo, ma il legame per me è uguale con tutti, sento tutti come se fossero miei fratelli indipendentemente. Ok, faccio una domanda diversa per entrare un po' più dentro. Chi è il più simpatico del Petrarca? Ammesso che ci sia, che sia chiaro. No? Allora, personalmente Sì. il più simpatico, infatti gli ho coniato anche un termine, non lo chiamo più per nome ma lo chiamo Sosa, è Andrea Bettin. Ah, vedi. Sì, però diciamo che al suo livello ce ne sono anche altri, cioè lui è però Okay, inarrivabile. no, però allo stesso tempo comunque anche gli altri, ho altre persone con cui, cioè con lui perché ho legato da subito, da prima, però altri, Romulo Costa e Gerosa, cioè, onestamente non saprei dire chi mi sta più simpatico, ecco. Porta un po' di Romagna, Gerosa, probabilmente. Un po' di simpatia. E diciamo il più saggio chi è dentro? Allora, il più saggio, questa è una bella domanda, perché per come la vedo io il più saggio a livello tecnico, anche perché ho molta stima di lui, è il nuovo allenatore della Mischia, Roberto Santamaria, Grande Robby. che appunto l'ho preso sia come giocatore che adesso anche come allenatore. A livello morale, a livello di spirito petrarchino, penso che il più importante invece sia Chico Conforti, Ah, lì non lo togli. che lui è il Petrarca. Infatti questa settimana era un diavolo. Insomma, ecco, vedi, le sfide Chicco contro Edo di qua, insomma, sono quelle robe che, insomma, Sarà bello da vedere, sarà una bella partita. da guardare, ovviamente. sì, perché lì in mezzo... Anche da giocare, per noi anche da giocare. Certamente, certamente. Fede, oggi faccio anche la stessa domanda riguardo a noi, perché magari lo affrontiamo un po'. Chi è il più simpatico lì dentro? Posso astenermi o devo rispondere? Ma vedi te, dai, vedi te. Domanda scomodissima. Allora, No, dai, insomma, quando parla ridete tutti, insomma. no, beh, c'è una persona in particolare che appena ti parla così non ce la fai non ridere perché ti fa sempre le battute o c'è la battuta sempre pronta, che è Riccardo Brugnara, ecco. Che lo saluto, ciao Ricky. Ricky nel suo aplomb così sempre moderato. Esatto, trova sempre qualcosa da dire, da farti ridere, da qualcosa di simpatico. Ecco. Ecco, e il più saggio? Più saggio, ce ne sono parecchi, Uno che magari a te colpisce particolarmente quando parla, dici, Vabbè, Teo Ferro e Dolubian, per me sono, quando parlano, comunque sono di Rovigo, anche in questa settimana qui ti trasmettono qualcosa che ti fa guardare dentro, ecco. Bene, allora, un rapido viaggio all'interno del top 12. Chi si aspettava che dopo 12 partite ci fossero 4 squadre in 2 punti e l'altra che sono le fiamme praticamente lì in scia? Damiano. Beh sì, senz'altro è stato un campionato diverso dagli altri, semplicemente per l'entrata appunto di queste 2 nuove squadre, che a momenti alterni però hanno messo delle incertezze, ad esempio Valsugana che vince contro Viadana, per fare un esempio. E onestamente io non lo so, cioè me lo sentivo che sarebbe stato un campionato molto combattuto, e le rose di queste 4 squadre con l'aggiunta di Valo Rugby che ahimè per come è andata a noi però sta facendo un gran campionato, e appunto le rose di queste squadre sono rose complete, sono rose con persone di grande qualità, e penso che sia giusto così, perché sono quelle le partite che ti fanno emozionare a te che giochi e fanno emozionare la gente che guarda questo sport. Quindi mi auguro che gli anni prossimi, al posto di esserci 5 squadre così, ce ne siano 10 se non 12 addirittura. Fede? Beh, che cioè, fin dalle prime giornate ci sapeva che sarebbe stato un campionato un po' non dico atipico, ma quasi, perché c'è stata sempre fin da subito grande battaglia tra tutte le squadre, e poi però man mano che il campionato va avanti, ecco, si delineano le 4-5 squadre che come si dice, che svettano ogni anno, ecco. Okay. E di sicuro la rosa di tutte queste squadre qua fa sì che ci sia maggior livello, perché facendo giocare tutti i giocatori così mantieni sempre il livello molto alto. È stato un paio di sfide interessantissime questo weekend, le fiamme hanno una partita Esatto. difficile perché
perdendola contro il Valo Rugby potrebbero anche rischiare di staccarsi dal gruppone avanti, perché potrebbero rischiare di andare a 8 punti. Reggio, se perde, viene comunque presa dalle Fiamme. Le Fiamme probabilmente a livello proprio di rosa sono più complete, hanno più possibilità rispetto al Valo Rugby. Insomma, lo stesso Calvisano con i Medici sono in palla in questo momento, per cui sarà interessante. Mentre vi guardavo mi è venuta un'altra domanda da farvi, per cui sarebbe interessante capire anche una vostra idea su queste partite. Fede, dammi il tuo pronostico Valo Rugby, Fiamme e Medici Calvisano. Allora, Medici Calvisano, secondo me, visto come si dice le settimane positive dei Medici, anche se l'ultimo magari hanno perso così, però sta mettendo carattere, io oserei dire Medici. E l'altra? Valo Rugby Fiamme, io oserei dire anche lì Valo Rugby, sì. Damiano? Domanda difficile, pronostici difficili, soprattutto il secondo. Come diceva Fede, penso che i Medici vengono da una buona scia. Fatto sta per l'ultima partita che comunque tanto di cappello perché è stata vinta veramente all'ultimo. Quindi non mi butterei su Medici, però quello che direi io è che la renderanno molto dura Calvisano. Mentre per quanto riguarda Valo Rugby e Fiamme, per l'esperienza che ho avuto io giocando contro di loro, penso che anche lì sarà una partita molto combattuta, ma la vedo più positiva per Valo Rugby. Per Valo Rugby. Allora, Fede, so che stavi pensando ancora al discorso dei saggi, no? Sì, esatto, volevo citarne altri due. No, per quanto riguarda il pacchetto di mischia, anche Jacques Momberg, perché essendo giocatore di molta esperienza mi dà sempre qualche consiglio, o magari quando sono agitato mi fa keep calm e pensa al tuo lavoro. E per quanto riguarda il gioco dentro al campo cito Alberto Chillon, perché magari quando mi trovo un po' spiazzato su dove andare mi fanno no Pave, metti la testa lì, vai fuori, eccetera eccetera, quindi anche loro mi danno una grossa mano. Bene, non ci resta che darvi l'appuntamento domenica 3 febbraio, Derby d'Italia numero 164. Tra chi? Tra le capoclassifica, FMCZ Rugby, Rovigo Delta, Petrarca, Padova. Ricordiamolo che per tutto il mese di febbraio si giocherà sempre di domenica, eccezione fatta per il 24 in cui il campionato è fermo. Federico, grazie mille di essere venuto. Grazie a voi e non mancate. Damiano, un piacere averti con noi. Grazie anche per me, grazie a voi e non mancate neanche voi neri. Ci vediamo domenica, tutti presenti, rossoblu, neri, gialli, venite, ci divertiamo. Buonanotte.